Mister, la prima trasferta in casa di una neopromossa che ha già dato fastidio e che dimostra quanto l'entusiasmo sia una componente che soprattutto nelle prime partite in certe squadre fa la differenza. Sì, ne abbiamo parlato già in occasione dell'esordio con il Trento. È chiaro che in queste prime partite il livello si pareggia, poi le qualità morali primeggiano soprattutto sulle qualità tecniche. Affrontiamo una squadra appunto neopromossa che nelle 3 partite ufficiali che ha fatto contro l'avversario di Serie C ha sempre vinto, vincendo le 2 gare di Coppa e vincendo anche l'esordio in casa dell'Albino Leffe, quindi un avversario che arriverà sicuramente con tanto entusiasmo, però noi dobbiamo pensare a noi stessi, sicuramente pareggiare a livello di entusiasmo e di voglia e di determinazione, perché quella è la base di partenza. Se saremo come dovremo essere bravi a pareggiare quell'aspetto, allora probabilmente potranno uscire magari le nostre qualità tecniche e fisiche, che penso e spero siano superiori agli avversari, ma senza pareggiare la loro intensità sicuramente sarà una partita molto complicata. Al di là del grande entusiasmo che porta con sé, che Caldiero si aspetta? Ma il Caldiero che ho visto in queste partite è un Caldiero che ha grande dinamismo, un Caldiero che ha un'identità chiara, molto pratica, una squadra che si adatta spesso anche e soprattutto alle caratteristiche dell'avversario. Giochiamo su un campo che conosciamo bene, che è quello della Virtus Verona, piccolo, stretto, dove l'intensità sarà altissima, dovremo essere bravi da quel punto di vista a tenere il ritmo alto, sapendo anche che ci sono momenti della partita in cui bisogna cercare di gestire le energie, fermo restando, e come dico sempre, cercare di sfruttare poi le sostituzioni. Chi entra dalla panchina può essere determinante, speriamo che lo saranno, chi entrerà lo sarà anche nella prossima gara. Padova come ci arriva? Insomma, si dice sempre che allenarsi quando si è vinto è più facile, però insomma come ci arriva, poi magari se ci sono novità anche su Cretella. Ma ci arriviamo bene, perché obiettivamente un 3-0 all'esordio sicuramente ti dà tanto morale, tanta autostima soprattutto, però al tempo stesso dobbiamo volare basso, essere molto umili, perché come ho detto parlando poi della partita in precedenza è stato un risultato forse troppo largo per quello che poi si è espresso in campo. Abbiamo lavorato bene in settimana, che è la nostra certezza in questo momento, continuiamo a lavorare con questa intensità, con questa voglia, e poi sono convinto che lavorando così poi sarà tutto una conseguenza. Cretella? Cretella è un giocatore che sta rientrando, siamo a buon punto dal punto di vista medico, è guarito, il giocatore oggi integro. È chiaro che oggi la difficoltà che abbiamo con Carmine è quella del minutaggio, dobbiamo cercare di recuperare in settimana, mettere più minuti nelle gambe possibili, cercando poi nelle prossime partite, se avrà spazio, se dimostrerà di essere meritevole di indossare la maglia del Padova come riguarda per tutti, cercheremo di dargli i minuti che servono per poi portarlo a essere un giocatore per questa squadra che può dare il suo importante contributo. Stavolta i tifosi esodo in massa ci saranno tanti, quindi insomma sarà una cornice anche bella, già esauriti i posti in curva ospiti, però insomma tifosi che stanno anche cercando posti in altri settori, quindi insomma questa volta la componente pubblico sarà importante. E questo da una parte ci fa piacere, perché sicuramente giocare davanti ai nostri tifosi non può essere una cosa banale, una cosa che anche in queste partite può spostare gli equilibri, perché vuol dire giocare con un uomo in più, aumenta il rammarico per le partite in casa, perché non averli è qualcosa che sicuramente nel corso del campionato peserà, perché sicuramente avere il pubblico come il pubblico nostro fa la differenza. Ce lo sfruttiamo in questo momento nelle partite di trasferta, e quindi cerchiamo di rendere orgogliosi, soprattutto di fare in modo che anche loro siano orgogliosi di noi. Un commento sull'arrivo di Bro, questo ultimo innesto di mercato? Sì, abbiamo detto che ero molto soddisfatto della rosa, penso che il mercato l'abbia dimostrato. Abbiamo detto che non avevamo bisogno di particolari acquisti, se non qualche occasione dell'ultimo minuto. Si è presentata questa opportunità di un ragazzo che è già stato a Padova, che viene da un percorso importante, ha vinto campionati, quindi un giocatore che può dare il suo grosso contributo a questa squadra. È chiaro che quello che vale per tutti, arriva oggi al primo giorno, si è presentato al campo, e se vorrà indossare la maglia del Padova dovrà dimostrare di essere più bravo in settimana nelle partite quando troverà spazio per indossare la maglia titolare, se no ci sono tanti altri giocatori che spingeranno per quella maglia, e quindi nessuno, neanche Bro, che è un giocatore importante, ha il posto assicurato. A proposito di Bro, mister, nel modo in cui giochi adesso, lo vedi come uno dei due in mezzo al campo? Oppure Sì. puoi giocare anche un po' più avanti? Perché lui può fare anche la mezz'area in un centrocampo a 3, Sì. che va giocando a 2. Sì, è un po' quel tipo di giocatore lì, è un giocatore che dal punto di vista del ruolo può ricoprire sia il ruolo di centrocampista con le sue caratteristiche, quindi che sono un po' quelle di dinamico, giocatore di fisicità, e al tempo stesso magari giocare più avanti quando giocheremo magari con un centrocampo a 3, vederlo da trequartista lo vedo un po' più complicato per come ho visto dalle immagini. Poi, come dico sempre, i giocatori poi vanno giudicati allenandoli, si conoscono allenandoli, quindi in questo momento lo vedo sicuramente più in mezzo al campo che davanti. Ma lui è già convocato, aggregato? Sì, verrà. Sì, ha fatto un allenamento giusto conoscitivo, verrà con la squadra soprattutto poi per conoscere i compagni, per conoscere la struttura, però al tempo stesso è chiaro che, ripeto, per dar coerenza a quello che sto dicendo, no?
è chiaro che c'è tanti giocatori che spingono e che lavorano, penso in questo momento abbiano la priorità rispetto a lui che è convocato, verrà in panchina. È chiaro che difficilmente sarà della partita, però ma non per una questione fisica, soprattutto perché è giusto premiare chi in queste settimane, in questi mesi sta lavorando duro. Prima dicevi che complice anche le dimensioni del campo, è regolare, però sempre piccolino, palla che esce subito in gioco, quindi tanta intensità. Ma ti aspetti una squadra, un Caldiero, tra virgolette, aggressivo, fermo restando che poi conta quello che fate voi in campo? Perché sì, è vero, guardare gli avversari, però la cosa principale è guardare in casa propria. Ma ti aspetti tipo il Trento del primo tempo, una squadra così? E quindi sì, magari cercare di evitare quelle cose che magari non sono funzionate nel primo tempo? Ma sul fatto che poi l'avversario non ti sposti nulla dal punto di vista della prestazione sono relativamente d'accordo, perché lo dimostra il Trento che poi tu puoi avere l'idea più vera del mondo in testa, ma se l'avversario poi ha un atteggiamento diverso da quello che ti aspettavi o magari la migliore di quanto te lo potessi aspettare, diventa più complicato. La cosa che mi piace, una caratteristica che mi è piaciuta molto vedendo il Caldiero in queste partite, è il fatto che riesca ad alternare una pressione altissima, molto efficace, al fatto di difendere anche basso nella propria metà campo difensiva, e quindi dovremmo essere bravi a quel punto, diventa ancora più complicato leggere la partita, riuscire a capire quando vengono a prenderti forte, ritrovare delle contromisure e al tempo stesso quando poi si difendono basso di cercare di attaccare con tanti uomini, mantenendo poi però un buon equilibrio, perché è una squadra che a campo aperto ha giocatori rapidi e svelti nel reparto offensivo che ti possono mettere in grande difficoltà. La formazione immagino che tu ti riserva fino all'ultimo minuto, no? Per sciogliere eventuali dubbi, cose, giusto? Sì, ma vado avanti di grande se vuoi un'esclusiva. No, se vuoi un'esclusiva, l'esclusiva è che non sarà la stessa formazione dell'altra volta, non sarà la stessa 11 dell'altra volta, questo potrebbe essere una prima anticipazione, quindi non saremo gli stessi 11, ho in testa di fare qualche variazione rispetto all'ultima partita, così almeno ogni tanto vi do qualche scoop, però al di là di questo davvero penso che 2 o 3 dubbi ancora importanti ce li ho su delle coppie secondo me in questo momento molto competitive. Penso di sciogliermi i dubbi l'ultimo minuto, però ripeto, quello che mi sento di dire in questo momento, quello scoop è che non sarà la stessa 11 della partita. Cambi in avanti, quindi non... Vediamo, non solo, potrebbe non essere anche non solo davanti, potrebbe anche essere non E solo. questa cosa è più per il turnover o più per le caratteristiche del Caldiero? Sia per le caratteristiche della partita che mi aspetto e anche per quello che ho visto in settimana, visto che, come continuo a dire, privilegio tanto il lavoro settimanale e quindi ho visto qualche giocatore che ha voglia di mettere la maglia da titolare, fermo restando che continuo a dire dobbiamo ragionare su 16 giocatori, perché una valutazione importante da fare è quella che chi subentra deve alzare, addirittura non solo mantenere ma alzare il livello di questa squadra, e quindi le valutazioni sono sempre non sugli 11 ma sugli 11 più 5. Detto questo, sicuramente qualche variazione anche in termini di spinta settimanale e in termini di piano gara la faremo. Volevo chiederti una cosa, Matteo, è finito finalmente il mercato, no? Penso che anche tu sarai contento di questo, no? Avendo avuto dei giocatori che per tutto il mercato e per tutto il mese ultimo soprattutto, insomma, sono stati nell'occhio, sotto la lente di tante squadre. Volevo chiederti come li vedi, cioè sono rimasti anche magari, nonostante offerte di categoria superiore, questa è sempre un po' una variabile da tener conto, no? Come stanno mentalmente, li vedi comunque sul pezzo, li vedi pronti a restare? Guarda, come tutte le persone che fanno il mio mestiere, la chiusura del mercato è sempre un motivo di sollievo, perché obiettivamente crea sempre qualche turbativa e quindi non è mai la situazione. Quando si chiude è meglio chiudere, siamo molto contenti da questo punto di vista. I messaggi sono potenzialmente 2, il primo legato al fatto che la società ha dimostrato la volontà di fare un campionato importante, non cedendo alle lusinghe di giocatori di categoria superiore, se li siamo tenuti stretti, non è andato via nessuno, e questo penso sia già un messaggio molto importante, perché poi mantenere i giocatori che sono bravi e hanno richieste dalla Serie B diventa sempre molto complicato. La società è stata ancora una volta brava in questo. Dall'altro punto di vista però ti dico che sinceramente non ho avuto grande difficoltà, perché forse poi arrivo da una realtà diversa dove le problematiche erano molto più grosse. In questo caso ho avuto dei professionisti esemplari, perché tutti i giocatori, e lo sanno perché i ragazzi lo sanno, che hanno la volontà che hanno richieste a categorie superiori, hanno sbagliato praticamente mai atteggiamento, e questo è un grosso privilegio, perché vuol dire che oltre ad essere dei professionisti seri sono anche degli uomini, e quindi manteniamo un gruppo sano, un gruppo di persone, un gruppo di calciatori forti.